non ci sta. A me forse è meglio mettere un mail là, tipo in mezzo al passaggio. Chi ce l'ha? C'hai tu? Io. 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 Comunque mal di testa anche qua. Non ho mal di testa continuo. Io Ce qua. l'avevo nella stanza prima dell'elettroshock. Qua. Qua. Dove? Qua. Anche tu lì. Però è dall'altra parte tu. Beh, le cuffiette dell'elettroshock le mettevano sulle tempie, no? Ma le tempie sono qua. Qua tanto mal di testa, sì. Fitte. Sì, ma... Cioè, se comunque utilizzavano l'acqua fredda, ti fa le fitte alla testa l'acqua fredda. Però l'acqua fredda sotto. Però l'acqua fredda sotto. Però l'acqua fredda sotto per curare mal di testa. Sappiamo che molti di voi non avevano problematiche particolari, venivate ricoverati qui anche soltanto per questioni caratteriali, perché eravate iperattivi. Volete raccontarci cosa succedeva in questa stanza, per piacere? Riuscite a fare un rumore? Far cadere uno strumento, che sono quelle cose nere sulla vasca, potete farlo? Dei rumori qua, però... Guardate che le cose non si muovono. Ho una pallina, volete giocarci? Mettete da qua con candele. Ma sta su qua. Sì, cosa su tutto. Basta, è possibile da lì. Dove? Visto. Dai, fatela cadere così è un modo per dimostrare. Potete vedere, c'è una pallina sopra la vasca. La puoi far cadere o la fate cadere? Ho l'impressione che stia arrivando qualcuno. Pedro. Un dottore, un infermiere. C'è qualcuno che lavorava qui? Vi dà fastidio la musica che sentite fuori? Si è acceso la temperatura. Ma lì c'è passaggio d'aria. Ti puoi avvicinare a quello strumento per terra, che lo vicino adesso il blu che si è accesa, toccando l'antenna si accende. Anche se non la vuoi toccare, basta che ti avvicini. Sta arrivando qualcuno?
Prima avete fatto suonare quello strumento là. Potete rifarlo. Fallo smettere, per favore. C'è stato un rumore di là. A me sembra di aver sentito una donna che ha detto sì. Ma dopo vedremo. Io ho sentito un rumore di là. Puoi rifarlo suonare per cortesia? Come hai fatto prima? Grazie. Grazie. No, controllo che non c'è la batteria, non si sa mai. Come ho detto prima. Quando fa questi suoni strani, può essere che fa. Se ti avvicini all'antenna, cambia il colore. Da verde diventa azzurro, celeste. Puoi farlo per noi, per piacere, come hai fatto adesso, che hai fatto suonare lo strumento. Rumore di là. Mhm. Si accendono delle luci viola, blu. Ci puoi far capire se sei un uomo o una donna facendo accendere una luce blu o una luce viola? Per piacere, sempre avvicinandoti all'antenna. Se puoi. Dai, tocca l'antenna per piacere. Però sto accendendo la luce blu. Ma quella di prima? Che non si è spenta. Sei un uomo? Su quello strumento c'è un'antenna. L'antenna, se ti avvicini, fa solo delle luci e dei rumori. Non fa niente di strano, non fa niente di male. Ti puoi avvicinare, per favore? Fai spegnere la luce blu, per favore. Il nome di vi dice qualcosa? Ok, grazie, basta. Ti sposti per piacere? Quindi è un sì? Ti dice qualcosa? Se sì, fallo smettere. Grazie. 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 Quindi lo conoscete? Se sì, fallo suonare. Proviamo a spostarlo da là. Se lo mettiamo qua ai piedi della Per vasca. essere sicuri che non sia corrente. Dove? Se lo mettiamo tipo ai piedi della vasca. Sì.
Senti, senti. Shh. Ha suonato? Sta suonando. Chi è che mi ha toccato la videocamera? C'è stata tu? No. Sicura? Giuro, è Non ha toccato la videocamera. tu. Fatto così. Non ho toccato la videocamera. No, no. Dopo questo però. Aspetta. L'hai spento? Sì, l'avevo spento io. C'è qualcuno che scende o sale su queste scale? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Scendevate per questa scala quando vi portavano a fare l'elettroshock giù? Oppure salivate le scale? Mezzanotte. Siamo tranquilli qui, lasciamoli tranquilli. Grazie lo stesso. Grazie. Singhiozzo? Io no. Ho sentito. Io sentivo singhiozzare. Ma tipo... tipo così. No. No.